Cari telespettatori, ben ritrovati con il nostro periodico notiziario di aggiornamento dello SPI CGIL del Veneto, il sindacato dei pensionati del Veneto. In apertura parliamo dell'impegno dello SPI in difesa dei diritti dei pensionati e delle loro famiglie. Alla luce purtroppo dei dati alquanto preoccupanti diffusi in questi giorni dall'Istat, in Veneto oltre 500.000 pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese, quasi 900.000 con meno di 1.500 euro al mese e solo l'8% percepisce pensioni dai 2.500 euro in su. Dati che confermano la necessità di interventi concreti a difesa del potere d'acquisto delle pensioni, a partire dalla cosiddetta contrattazione sociale, per invitare ogni ente pubblico ad aprire tavoli di concertazione o tenere aperti quelli già avviati, che portino però a prestare la massima attenzione alle questioni fondamentali nella qualità della vita e i diritti delle pensioni. I temi che abbiamo affrontato con molte amministrazioni locali e che vogliamo portare a tutti i territori, anche i più piccoli, dice la segretaria generale dello SPI Veneto Rita Turati, riguardano le imposte locali, i servizi sociali, l'applicazione del calcolo ISEE, i patti anti-evasione, gli interventi per servizi socio-assistenziali e naturalmente le case di riposo. Tutto quanto quindi incida sulla qualità della vita, deve diventare oggetto di contrattazione ma anche di concertazione. Su questo saremo irremovibili, denunciando se serve quei comuni che negano l'apertura al confronto. Questo è quanto ha detto appunto il segretario dello SPI CGIL. E voltiamo pagina. Lo SPI del Veneto tornerà ad occuparsi, dopo l'esperienza della scorsa estate, di cultura della legalità, partecipando alla gestione delle attività di recupero dei beni sequestrati alle mafie ad Erbè, Verona, Campolongo Maggiore, Venezia, Santa Maria la Fossa in provincia di Caserta. Oltre un centinaio già i volontari SPI in attesa per prendere parte ai campi di lavoro, che quest'anno potranno contare anche sulla collaborazione ufficiale della rete degli studenti. E adesso chiudiamo con informazioni di servizio che sono estremamente importanti. Lo vedete il sito dello SPI CGIL, ma soprattutto prendete nota del numero telefonico 340 83 23 190, un numero a cui potete mandare anche degli SMS oppure lasciare un messaggio in segreteria. Annotatevelo, perché anche quest'anno l'INPS non invierà più a domicilio alcun documento relativo alla cosiddetta busta paga del pensionato, e anche quest'anno lo SPI CGIL si è attrezzato per assistere tutti i pensionati, non soltanto quindi i propri iscritti, per stampare la busta paga, quindi il modello OBISM, e per leggere con attenzione i dati riportati. Per avere ulteriori informazioni sui servizi resi agli sportelli SPI potete comporre appunto il numero 340 83 23 190. Lasciando un messaggio in segreteria telefonica, inviando un SMS, sarete richiamati da uno degli esperti dello SPI. E anche per quest'oggi è tutto. Continuate a seguire le informazioni di SPI CGIL del Veneto dalle nostre reti, naturalmente anche sul sito www.spi.veneto.it, su Facebook, e per informazioni di assistenza fiscale, qualsiasi questione di cui avete dei dubbi, ricordate il numero telefonico 340 83 23 190. Chiedete un aiuto se ne avete bisogno. Grazie ancora, buon proseguimento e noi ci vediamo presto.